Cari telespettatori, eccoci all'ultima parte della nostra trasmissione con Stefano Zara, il nostro esperto di finanza e di economia. Grazie di essere ritornato qui con noi, con cui parleremo, anzi ci faremo spiegare nel modo più semplice possibile, nei limiti del possibile, questo famoso famigerato MES, di che cosa si tratta, che cosa comporta questo meccanismo europeo di stabilità. Serve a salvare gli stati e in qualche modo contribuire a salvare le banche, ma in modo diverso, perché proprio in questo momento si parla anche di cambiamenti per quel che riguarda il MES. E poi accenneremo anche al discorso della Deutsche Bank, che è una grossissima banca tedesca che non naviga in buone acque, e quindi timori e perplessità che ci possano essere eventuali contaminazioni. Insomma, ci sono vari elementi bollenti in pentola. Allora, spieghiamo che cos'è questo meccanismo europeo di stabilità. Il meccanismo europeo di stabilità che esiste dal 2011. Crisi Lehman Brothers ha generato la crisi del sistema economico e finanziario in Europa, partendo ovviamente dall'America, ma sono cose che sappiamo già. Crisi del debito sovrano, quindi necessità di costruire un paracadute che intervenga nelle aree di crisi. In quegli anni 2011 le due crisi che erano sotto i riflettori erano la crisi irlandese e la crisi portoghese. In questo caso l'Unione Europea intervenne con il Fondo Salva Stati. Poi si capì che quel meccanismo era un qualcosa che doveva essere permanente. Noi abbiamo una storia lunga di interventi a sostegno delle nostre problematiche. Partiamo da 2011, quando si disse che l'Europa, per salvare i nostri debiti, ci costrinse a una guida politica scelta da loro, secondo noi, che fu il governo Monti. Poi parliamo del 92-95, il periodo in cui il sistema monetario entrò in crisi. Ricordiamoci negli anni in cui la lira e il marco, improvvisamente, mi pare nel 94-95, il cambio marco-lira sfiorò le 1000 lire per marco. E negli anni 70, in cui la Banca Italia fu costretta a mettere a pegno le garanzie auree, le riserve auree del nostro paese per sostenere l'intervento della Bundesbank a difesa delle nostre finanze. Cioè, noi abbiamo una storia punteggiata di richiesta di interventi, no? Per cui per noi costituisce quasi un ancoraggio negativo vedere che l'Europa sostanzialmente, quando parla di mettere da parte dei soldi per sostenere qualcuno, noi ne abbiamo un ricordo negativo. Il MES nasce in quegli anni. Ricordiamoci che nel 2012 la Germania disse: un attimo, fatemi capire se questo fondo salva stati si combina bene con la mia Costituzione, no? E la Germania aveva titolo per chiederlo? La Germania ha grande potere negoziale per poter chiedere questo e altro. Se lo tenne in parcheggio un semestre, a settembre del 2012, la Corte Costituzionale tedesca disse che il meccanismo del MES non andava a impattare su quella che era la struttura costituzionale della Germania, e ci fu l'approvazione con dei distinguo. Sostanzialmente fu messo un capo, un limite alla contribuzione tedesca al MES. Cioè? All'intervento. Cioè, ogni paese contribuisce a questo fondo, salva stati in misura proporzionale. Esatto, ma se va bene per la Germania, non va bene anche per gli altri. Ah, di conseguenza deve andare bene anche per gli altri. Okay. Quindi è democratico il MES. È democratico, ma dobbiamo anche vedere gli aspetti della cosa. Il MES, come nel 2012, è sulle prime pagine dei nostri giornali, perché su questo MES si stanno introducendo alcune varianti, tra cui ad esempio il MES è una specie di fondo monetario europeo, un fondo monetario che ha una valenza territoriale, quindi europea. L'introduzione di un backstop, ossia sostanzialmente un intervento di prima istanza, contingentato, mi pare si prevedono 50-55 miliardi su questo, finanziato dalle banche, quindi questo fondo non è a carico dei contribuenti ma a carico delle banche, e serve per intervenire nelle casi di fallimenti bancari. 55 Quindi miliardi. Praticamente se una banca dovesse fallire non viene più compromesso lo Stato, come è successo, ma interviene questo fondo. C'è questo backstop che dice, in questo caso questa emorragia viene tamponata direttamente da questo organismo dedicato e finanziato interamente dalle banche.
Quindi sai, fino a qua tutto bene? Fino a qua tutto bene, ricordiamoci che il MES dovrebbe avere un patrimonio, è proprio un fondo in cui gli organi direttivi sono i ministri delle finanze dei Paesi membri. Come se le banche prendessero una parte dei propri soldi, per semplicizzare, le riversassero in questo grande calderone, sì, che poi magari si rivaluterà, farà degli investimenti, e qui si innescano dei distinguo, cioè nel senso che non tutte le banche sono uguali perché non tutti i paesi sono uguali, cioè nel senso... e qui la valenza dello spread è significativa. Cioè noi abbiamo, per esempio, lo spread misura la rischiosità del nostro paese, quindi anche sostanzialmente la rischiosità degli istituti di credito principali del nostro paese. Noi ancora oggi abbiamo uno spread più alto rispetto a Spagna, Portogallo, Irlanda, Olanda, Germania, Francia, quindi sostanzialmente... Quindi cosa vuol dire questo per noi? Che noi abbiamo una rischiosità diversa, superiore a quella degli altri paesi, leggermente rispetto superiore. Al MES cosa comporta? Allora, noi contribuiamo al MES nella misura... Cioè le nostre banche contribuiscono? No, ogni paese contribuisce in funzione del proprio PIL, del numero degli abitanti e dell'incidenza del proprio PIL nel PIL generale dell'Eurozona. Come in un condominio, no? Ogni paese ha i suoi millesimi sono quanti abitanti hai, quanto PIL fai e quanto PIL fai in funzione del PIL e tutto il resto. Quindi noi contribuiamo, noi siamo il terzo contribuente europeo, per farla breve. Dopo Germania e Francia ci siamo noi come contribuenti. Poi è altrettanto vero che nel fondo salvabanche, chiamiamolo così anche se non si chiama così, noi in linea di principio se abbiamo gli istituti che incorporano un rischio paese più alto, insomma, è là che si sta discutendo, certo. È una di quelle cose che si stanno mettendo a posto, cioè cercando di sistemare. Certo. È altrettanto vero che questa sistemazione del MES, che è uno strumento che ci porterà di fatto all'unione bancaria, vera. E cosa vuol dire sostanzialmente questo? Le banche oggi comunicano da sempre, ormai da una ventina d'anni, con sistemi informatici che trasferiscono da loro i dati in maniera immediata, però l'unione bancaria vera e propria si attua attraverso il MES. La vera unione bancaria, la tutela dei depositi. Questo sarà positivo per tutti quanti noi oppure può presentare anche degli elementi se di noi lo rischiosità? vediamo come un qualcosa di enucleato dal progetto generale, cioè ci concentriamo solo sul MES, ci possono essere delle cose che ci convincono, alcune cose non sono nemmeno chiare, perché se si leggono i giornali scopriamo alcuni aspetti, ma altri sono particolarmente fumosi e non è semplice, non è un meccanismo semplice, per cui ne avremo un'idea chiara nelle prossime settimane, quando verrà sviscerato dai giornali, se dobbiamo ragionare con quello che sappiamo oggi, sicuramente è un passo in avanti, insomma. E anche rappresenta, secondo me, un'accelerazione dei nuovi organi direttivi eletti in seguito alle elezioni di settembre, quindi la Valeroy, la Lagarde, quindi BCE, al nuovo direttivo, ai nuovi ministri, eccetera, si sono insediati verso un'Europa impostata, sembra, non più a un'Europa contabile, quella invisa ai cittadini, ma finalmente orientata a farci stare meglio, cioè orientata alla crescita. Certo, in questo momento però in cui abbiamo, almeno questo ci dicono, una banca che è molto a rischio, che cosa può comportare per questo fondo? Beh, se fai riferimento a quello che si legge di Deutsche Bank, diciamo che sono cose che si leggono almeno da una decina d'anni. Almeno da una decina d'anni. Quindi dipende un po' dai giornalisti che portano, economisti che portano in auge un problema. Sì, almeno da una decina. Io credo che ogni sistema bancario sia o meno, senza poter entrare nel merito delle cose, insomma, ma d'altronde siamo messi abbastanza. La vigilanza BCE oggi è in mano a un italiano, Enria. E comunque diciamo che BCE ha vigilato dopo le crisi bancarie del 2010-2011, ha vigilato in maniera corretta, insomma, quindi credo che la Germania stessa sia in primis la più interessata a far sì che il sistema del suo credito sia un sistema messo in sicurezza. Certo, e con questo MES dovrebbe essere messo in sicurezza, sì, cioè qualora anche... È altrettanto vero che i denari dei cittadini a saldare le banche non ce ne saranno più, questo è stato molto chiaro, insomma. Quindi degli stati stessi? Le banche devono accantonare una riserva che servirebbe o servirà nel caso in cui ci fossero episodi di insolvenza o di crisi acuta di qualche istituto bancario sistemico, insomma. Certo. Il MES cuba circa 700 miliardi, 700 miliardi.
di cui già 200-250 appartenevano al vecchio fondo salva stati che sarà ricondotto nel MES. Solo Europa? Solo Europa, assolutamente solo Europa, è una cosa nostra. No, perché bisogna capire anche un po' gli ambiti in cui questo si muove. Quindi questo è la sostenibile, la notizia, l'aspetto rilevante. Che cosa è bene che i cittadini comprendano in questo meccanismo? E quindi cosa c'è anche di nuovo o di non conosciuto che è bene sapere? Si va sempre di più verso un'integrazione, non ci saranno più banche italiane o banche francesi o banche tedesche, sostanzialmente il credito, ecco, quella di un sistema bancario unico europeo. È questo, non siamo una banca in Europa. E quindi questo ti dà maggiori garanzie, perché adesso Sicuramente magari certi vanno a vedere questa banca è più solida, questa no, questa si trova in un paese a rischio, certo che in una banca in Grecia oppure appunto in Italia se abbiamo lo spread altissimo non si va a investire, invece questo dovrebbe in qualche modo omogeneizzare il tutto sostanzialmente. Sì, la strada è ancora lunga, il fatto stesso che lo spread sia diverso ancora, molto diverso tra aree geografiche, fa sì che le condizioni praticate in un paese piuttosto che nell'altro siano diverse. Ma il sistema unico bancario è un passo importante, non decisivo. Il passo successivo è avere un fisco quello l'abbiamo detto più volte, che diventa un ulteriore elemento però molto difficile da realizzare. Gli Stati Uniti d'Europa sono abbastanza distanti ancora. Infatti. Allora, comunque la direzione di comparti strategici per la finanza, per l'economia adesso vedono l'Italia in qualche modo protagonista, no? Sì, abbiamo Gentiloni che è commissario europeo per gli affari finanziari, abbiamo Enria, dicevo, capo della vigilanza, abbiamo Panetta che era l'ex direttore generale di Banca Italia e presidente di IVAS, vigilanza delle assicurazioni, che è figura di spicco dell'attuale BCE, quindi gli italiani sono ben posizionati nelle posizioni chiave. Insomma. E questo cosa comporta? E perché è avvenuto? Quello che stupisce è il fatto che se tu hai degli tuoi esponenti che occupano delle posizioni chiave, che quindi possono darti tutte le spiegazioni possibili e immaginabili, ci sia ancora tanta confusione su alcuni aspetti. No? Vuol dire che proprio la comunicazione non passa o se ne fa un uso strumentale. In politica è facilissimo fare un uso strumentale quando si va per approssimazione, quando si vuole in un tweet comprimere dei concetti invece che sono molto articolati, molto complessi. Cioè, l'eccessiva semplificazione porta a opinioni superficiali poi, insomma. Quindi, non è facile parlare di MES senza saperne nel dettaglio. Insomma. No, ma noi cerchiamo appunto di far comprendere quelli che sono gli elementi Se dovremmo noi fare una semplificazione è quella che si va verso un qualcosa che dovrebbe avvantaggiare gli stati e i cittadini. E quindi offrire maggior tutela, maggiori garanzie ai depositi bancari, stabilire delle procedure in caso di crisi del debito sovrano e in caso di crisi di istituti sistemici, istituti bancari sistemici. Quindi si va verso... Quindi chi diceva che dietro ci poteva essere un meccanismo in realtà che avvantaggiava sostanzialmente solo certe realtà, che era stato tirato fuori proprio al momento giusto, quando la Germania si trova in difficoltà e qua là, non è così secondo... Ma faccio un esempio molto semplice, oggettivo. Facciamo le rogne di un paese in funzione di quanto questo paese porta a casa dall'Europa. La Spagna, non possiamo dire che la Spagna non abbia dei problemi legati alla crescita, alla disoccupazione, tensioni separatiste, vediamo Catalogna. In realtà ha uno spread molto più basso del nostro, ottiene dall'Unione Europea molto di più di quanto otteniamo noi e ha un sistema del credito in perfetta salute. Ed è partita da una posizione sicuramente peggiore della nostra, non dimentichiamoci 7-8 anni fa i problemi che affliggevano la loro banca più importante che è Banca Santander, o si diceva che dovessero affliggere. Sì. Oggi invece siamo in un paese noi in cui non riusciamo a ottenere dall'Europa quello che vorremmo ottenere dall'Europa, non sappiamo nemmeno noi soltanto in sostanza che cosa chiede l'Europa. Ne abbiamo un atteggiamento estremamente conflittuale, anche quando in questa Europa noi abbiamo molte persone di nostra nomina nei posti di comando. Cioè, dovremmo avere un atteggiamento più, visto che ci siamo, partecipiamoci in maniera, brutto termine, furba,
ma in maniera intelligente. Propositiva, sì. Quindi questo è importante. Adesso dovrebbe svolgersi questo G20, Sì. cioè anzi, in svolgimento, diciamo, questo G20, che cosa vuol dire? Che cos'è? Cosa rappresenta per il nostro Paese? Diciamo che tutti sono molto, almeno a leggere i giornali, i principali paesi, le principali economie sono molto sintonizzate sul fatto che ci debba essere un cambio di marcia. Cambio di marcia non solo a parole, ma nella pratica, che vuol dire mettere a fattor comune quasi tutte le istanze legate alla crescita. Crescita vuol dire circolazione e ridistribuzione della ricchezza. Se questo non avverrà, avranno giocoforza tutti quelli che sono, che si chiamino euroscettici o con un altro nome. Ovviamente quando tu non coinvolgi le persone, non distribuisci benessere, non crei lavoro, è normale che ci siano o nascano delle forze centrifughe, insomma, che abbiano opinioni contrarie, di rottura, insomma. Quindi con questo incontro? Questo incontro sarà sicuramente un incontro programmatico che dovrà completare quella parte di MES, tra virgolette, che ancora adesso non è definita, conclusa, decodificata, quindi quella parte di intesa su questo fondo è ancora diciamo, materia negoziale. Quindi nei prossime settimane dovremo avere una stesura definitiva del MES, così come lo conoscevamo, ma anche delle novità introdotte. Insomma. Nei rapporti internazionali del nostro Paese, visto che poi parliamo anche di Giappone, perché è lì che poi si dovrebbero svolgere alcuni lavori, che rilevanza viene ad avere il MES stesso? Ma diciamo che attualmente ne parliamo più noi che gli altri paesi, no? È materia nostra di polemica politica. Ma di polemica politica, perché ovviamente abbiamo sempre visto prima la Germania, poi l'Europa come un qualcosa di altro da noi, no? Come un nemico. Insomma, è difficile se tu mantieni questo tipo di impostazione che tu possa portare a casa qualsiasi tipo di risultato, no? O sei di fronte a una persona con cui vuoi lavorare assieme, ma se lo vedi come un nemico anche in maniera surrettizia, poi non porti a casa nulla. In realtà il MES è materia di nostra polemica. Per quanto riguarda le agenzie di stampa che si leggono relative agli altri paesi, se ne parla poco o nulla. Cioè un dato di fatto esiste, è una tutela e quindi cerchiamo di farlo partire, che non diventi, mentre noi lo cavalchiamo, insomma, da una parte o dall'altra. Ricordiamoci che quando appunto negli anni 70, quando Banca Italia mise a pegno le riserve auree, si gridò il complotto, no? I comunisti insorsero, no? Ma come? In questo caso poi la storia si ripete. E diceva, invece, materia di questi giorni è ancora capire se l'intesa commerciale, ed era un argomento che è rimasto sempre, diciamo, una sorta di nuvola che alleggia sopra i mercati, e questa intesa commerciale fra Cina e USA ci sia. Altrimenti è veramente la roba fenice che ci sia, no? Ciascuno lo dice, ma dove sia nessuno lo sa. Sono almeno 6 mesi che si parla di intesa commerciale, ci sono anticipazioni, si dà per acquisita. Quindi è strategico che venga, insomma. È assolutamente strategico che venga, perché la crescita in quasi tutte le parti del mondo c'è, ma è una crescita molto a rallentatore, molto legata al fatto che si concretizzi, che si definisca questo accordo commerciale, che questo accordo commerciale sia accordo commerciale che è legato a molte altre cose, non so, la forza del dollaro limita le esportazioni americane, a loro volta un euro troppo forte potrebbe rallentare già sfittica crescita europea, cioè l'economia è un motore molto articolato, molto complesso. È impossibile semplificarlo, insomma. Chiarissimo. Una battuta di chiusura. Speriamo che questo accordo ci sia, di chiuderlo bene. Infatti È stato un anno molto positivo per i mercati finanziari, che ovviamente sono cresciuti sulla scorta più di notizie che di fatti concreti che si sono verificati. Abbiamo al posto di comando in Europa delle ottime competenze, altrettanto vero che l'economia da sola non sostiene se non c'è poi un'attività politica realizzata dai paesi che la supporta. Ma economia non vuol dire solo finanza, finanza è un termometro, economia vuol dire lavoro, vuol dire sviluppo, vuol dire tutta una serie di altre cose, insomma.
Benissimo Stefano Zara, grazie di essere stato qui con noi. Faremo magari un altro incontro per fare un bilancio un po' di un anno, vedere anche prospettive, sviluppi, quelli che ci possono essere, spiegando sempre al meglio naturalmente. Grazie a voi di averci seguito, chiudiamo anche questo capitolo in questa serata e noi naturalmente ci vediamo prestissimo. Grazie, buonanotte.